3 assessori, tutti assieme sul palco dei relatori. Non capita spesso, ma descrive a sufficienza il peso del protocollo d'intesa sottoscritto in Regione Veneto con la conferenza dei sindaci del litorale e con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Una nuova linea operativa, tutta ancora da delineare, ma che intende capovolgere in futuro le logiche che hanno fin qui guidato le azioni di ripascimento delle spiagge venete, mirate finora a coprire i danni che man mano si creavano. Danni per milioni di euro da gestire ogni anno. Questo progetto deve coniugare la capacità di dare delle risposte nel brevissimo tempo e quindi a ogni stagione, ma al contempo avere una visione prospettica di almeno 30 anni, con interventi importanti, naturalmente con risorse che non possono essere quelle singolarmente della Regione del Veneto, e crediamo che l'Europa, così come ha fatto in altre parti dell'Europa stessa, debba trovare delle risorse adeguate e garantire che un settore come quello del turismo nel Veneto e in tutto l'Alto Adriatico, che è un'eccellenza assoluta, possa mantenere quel bene che è la sabbia, che è un bene primario per le vacanze nel nostro territorio. Una europarlamentare veneta, la leghista Rosanna Conte, segue da tempo l'iter procedurale. Con il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Breton, è stato in Olanda a verificare nei pressi dell'AIA quello che sembrava il progetto più vicino alle esigenze venete. Soluzioni dall'alto contenuto di rispetto per l'ambiente, tanto nell'isolotto artificiale da 20 milioni di metri cubi di sabbia sono in costruzione parcheggi sotterranei e altrettanto ambiente ricostruito e popolato di fauna nella sommità. Esistono diverse linee di credito per realizzarlo. C'è comunque la Banca Europea che dà dei importanti finanziamenti, dopo abbiamo il FESL, il Fondo di Sviluppo Regionale, abbiamo il Fondo della Pesca e l'Acquacoltura, abbiamo l'Horizon, abbiamo l'LIFE, ci sono tutti i nostri fondi ai quali si possono accedere e utilizzare i fondi per poter provvedere in qualche modo a trovare questa soluzione. Io auspico sinceramente che, avendo magari 2 o 3 regioni unite, di riuscire a portare a casa quel risultato che ci preme tanto. I sindaci, rappresentati da Roberta Nesto, seguono e supportano il progetto pilota con grande interesse, con una quota iniziale di 30.000 euro. 72.000 li metterà la Regione Veneto e 20.000 la Camera di Commercio. Come verrà coinvolta la Camera di Commercio, o meglio, come potrà coordinare gli interventi in supporto a questo progetto? Sì, non ha tanto un ruolo di coordinamento ma un ruolo di service, e quindi fornirà tutti quanti i dati relativi alle imprese e su quelli che sono poi i numeri economici per andare a sviluppare questo progetto, che sicuramente è di grande interesse.